Le presenze medie negli stabilimenti balneari italiani sono calate tra il 20 e il 30%. I pienoni, se ci sono, si verificano solo nel fine settimana, per il resto è una corsa alla spiaggia libera. È il tema dominante con relative polemiche dell'estate 2025 sul fronte vacanze, anche perché sul banco degli imputati vengono fatti salire proprio gli stabilimenti balneari, accusati di un aumento prezzi fuori portata delle tasche medie. Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, smentisce perlomeno a livello regionale. I numeri alla fine del mese di giugno erano sicuramente ottimi, in grande aumento rispetto alla stagione 24, che è stata un'ottima stagione. Abbiamo avuto una flessione a luglio, causata anche dal meteo che purtroppo non ci ha aiutato. C'è stato questo caro ombrellone di cui si parla. La forbice degli aumenti sta dal 3 al 5%, insomma sono aumenti assolutamente fisiologici. Il caro ombrellone che viene denunciato in altre parti costiere italiane non appartiene alla costa veneta. Fatto salvo che l'ombrellone da 100 euro al giorno in Veneto non esiste, il prezzo più alto è meno della metà, Berton ammette però due tipi di crisi. La prima è quella degli stabilimenti che hanno perso clientela perché non si sono saputi adeguare ad offrire i servizi che oggi chiedono i turisti. La seconda, un calo della capacità d'acquisto della classe media. Effettivamente allo stabilimento balneare Casabianca di Jesolo diversi ombrelloni appaiono vuoti, ma per avere la situazione effettiva parliamo con Kim, una delle responsabili di cassa. Cosa si vede nello schermo alle sue spalle? Allora si può vedere come è suddivisa la spiaggia con i vari clienti, tra cui i giornalieri, gli stagionali, gli hotel con i vari clienti che soggiornano sulla spiaggia. Che occupazione di ombrelloni c'è oggi? Un buon 80%. Oggi e in realtà da quando è iniziato agosto. I posti vuoti, ci spiegano, appaiono perché ad esempio gli ospiti degli alberghi non rimangono certo lì 24 ore su 24, ma ora è il momento di fare un giro per la spiaggia libera. Cosa le fa preferire la spiaggia libera rispetto agli stabilimenti balneari? Minor vincolo di fruizione. In che senso? Vengo quando ho piacere di essere in spiaggia, me ne vado quando voglio, non sono vincolato a una prenotazione o a degli orari. Se vai lì sono 20 euro al giorno, però se devi stare 15 giorni. Iniziano a diventare tanti. eh, Uno iesolano comunque si lamenta dell'assenza di servizi. Qui che è spiaggia libera del comune di Jesolo, vuole che il comune di Jesolo non abbia la possibilità di mettere un bagnino, che faccia anche questo servizio. Perché qui muoiono, qui si fanno male e si muoiono di più delle altre parti, perché qui fanno quello che vogliono. Un'opinione questa che ci fa tornare al presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton. In fondo è una questione di gusti e di esigenze. La costa si conferma ancora una volta e si distingue per avere un ottimo compromesso qualità-prezzo e quindi per i servizi che offre riesce comunque ad avere un prezzo assolutamente appetibile.